pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con un incendio a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani. In fiamme un'abitazione che ha causato la morte di un anziano di 93 anni. Al momento della tragedia l'uomo era da solo in casa, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il medico legale. Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe scaturito da un cortocircuito dell'impianto elettrico che avrebbe colto l'anziana vittima mentre si trovava sulla poltrona di casa. Le fiamme, che si sono spente senza intervento esterno, non hanno lasciato scampo al 93enne che è deceduto sul posto. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. I carabinieri della stazione di Gran Michele in provincia di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due giovani di appena 16 e 17 anni per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate, minacce e porto d'armi o d'oggetti atti ad offendere. I fatti che hanno originato il provvedimento cautelare, tre episodi di rapina realizzati anche con violenza sulle persone, sono avvenuti nella giornata del 31 agosto scorso nel territorio della frazione di Marina di Ragusa e a Scoglitti. Un elemento fondamentale ai fini dell'identificazione dei colpevoli è stata una precedente duplice violenta aggressione ai danni di un giovane extracomunitario di 23 anni originario del Burkina Faso, avvenuta a Gran Michele. Gli infortuni sul lavoro in Sicilia sono in aumento di circa il 47% al 31 ottobre di quest'anno. Crescono anche quelli in itinere, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e la sede, con un incremento del 15,5%. Le denunce di infortunio mortale sono state 52, con un caso in più rispetto allo stesso periodo. Maglia nera alla provincia di Catania con 18 denunce, seguono Palermo con 11 e Trapani con 6. Sono i dati presentati alla Sala Mattarella all'Assemblea regionale siciliana dal direttore dell'INAIL Sicilia Carlo Biasco. 78 persone con i fucili spalla provenienti dalle province di Enna, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, pronte a dare inizio a una battuta di caccia al cinghiale senza autorizzazione, sono state scoperte grazie ad un drone ad infrarossi incontrata a Zurrica nel Palermitano durante un'operazione anti-bracconaggio del Corpo Forestale della regione siciliana. Ai cacciatori sono state contestate diverse violazioni di legge del calendario venatorio. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento alle 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.